1 maggio 2017 il Romagnolo Audace, evento ciclistico su 3 percorsi di 80, 110 e 130 km, avventura gravel e ciclotour enogastronomico panoramico di Romagna, percorsi di tutte le categorie e per tutti i fiati, gravel bike, mountain bike, fat bike e bike, e per le famiglie a seguito caccia al tesoro nel territorio di Lugo, evento organizzato dalla SD Dega Riders Team Bikes Lo Romagna. Info 0545 45 41 1. 19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio, e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica ad ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno della bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288. 19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio, e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica ad ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. La Sega Vecchia Cotignola, organizzata dalla Proloco di Cotignola, provincia di Ravenna, dal 23 al 26 marzo, tutti gli spettacoli e la sfilata di ingresso gratuito. Giovedì 23 ore 20:30 sfilata storica e giochi in piazza dei Rioni. Venerdì 24 nell'arena spettacoli riscaldata dalle ore 21 Cadillac Dream Band, rock and roll anni 50-60. Sabato 25 area spettacoli riscaldata dalle ore 21, spettacolo con le brasiliane dell'Ipanema Show do Brasil. Domenica 26 dalle 15 corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi e carri in prima visione. Banda musicale Città di Sarsina, e dalle ore 17 Rogo della Vecchia. Ore 20:30 arena spettacoli riscaldata piano bar con Renato Ricci. Tutte le sere baracchina e nell'area spettacolo DJ set, cocktail e aperitivi. In caso di maltempo la sfilata di domenica 26 marzo sarà rinviata alla domenica successiva. Stand gastronomico tutte le sere dalle ore 18:30 e domenica 26. Vi aspettiamo anche a pranzo. 19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella.
Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia, freschissima, a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica di ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. Dal 1983 NIP Food, formazione professionale fondata dal presidente Doviglio Nardi, lavora per la formazione delle professionalità nell'ambito del food con servizi di formazione e consulenza dei settori Horeca e GDO. Con oltre 200 istruttori tecnici, NIP Master Chef e partner nazionali ed internazionali, NIP Food organizza corsi di formazione mirati alla conoscenza delle materie prime e alla loro lavorazione, tutelando il Made in Italy e lavorando nel rispetto della salute e del benessere dei consumatori. Ma unire la ristorazione alla cultura si può fare? Doviglio Nardi, presidente della NIP Food e ideatore del progetto Doviglio 1907, pensa di sì. Dietro il nome del progetto si cela una storia che non trova mai spazio per essere raccontata, quella dell'avo materno di Doviglio, Doviglio Cecchetti, nato proprio nell'anno contenuto nel titolo del progetto, il 1907. Il progetto Doviglio 1907 vuole rievocare la storia e le tradizioni che ruotano attorno all'alimentazione italiana vera nel tentativo riuscitissimo di unire le due esperienze, quella primo novecentesca e quella attuale per rivivere gli anni 30 al giorno d'oggi. Ci sono dunque storia, cultura e alimentazione in questo mix inedito esposto all'interno del Doviglio 1907, progetto che nell'idea del suo creatore porterà il presidente Nardi ad ascoltare le esperienze degli attuali novantenni, prove ancora viventi della storia della produzione agricola di allora, per unirle a quelle dei giovani del presente. Veniamo però ai nostri giorni. Sempre più persone oggi pranzano e cenano fuori casa. Il cliente oggi è sempre più esigente e richiede qualità, velocità di servizio. Per questi motivi si rivolgono a locali pubblici. A questa clientela è dedicato il progetto Doviglio dal 1907, realizzato da NIP Food per il bar, la ristorazione e la pizzeria professionale. Doviglio 1907 è un nuovo format di locale che lavora con un laboratorio ridotto, quindi con poca manodopera si riescono a fare moltissimi prodotti. All'interno si parte dalla gelateria alla caffetteria, quindi il bar, dalla pasticceria alla panificazione alla pizzeria, tutto in un locale da 30 metri quadri addirittura fino a 100 metri quadri, e molto richiesto in un certo senso dalla fiera ultima che abbiamo fatto qui al World Pizza Contest. Aderendo al progetto Doviglio dal 1907 potrai dunque servire nel tuo locale varie tipologie di pizza e focacce. Abbiamo creato una gamma di basi di pizza e prodotti già pronti di alta qualità. Le nostre basi sono realizzate artigianalmente, stese a mano e cotte su pietre, con impasti antichi e funzionali, 100% made in Italy. È un locale che permette oggi di vendere sempre, cioè nell'arco della giornata, parlando di alimentazione fuori casa, e può essere sia venduto il format, cioè vuol dire il sistema di lavoro interno, sia per rinnovare un locale oppure aprirne uno nuovo, e sia per portare dei prodotti nuovi, perché all'interno c'è anche il reparto, sicuramente il reparto classico, poi dopo il vegan, ma anche il gluten free internamente a questo nuovo Doviglio 1907, che riprende un po' anche l'immagine degli anni 30. Questo nuovo format dunque permette di sviluppare nuovi prodotti, prove tecniche e tecnologie, un aggiornamento delle competenze con nuovi impasti e farine alternative funzionali, partecipare a fiere ed eventi, una formazione specialistica, effettuare dimostrazioni, realizzare catering per eventi, produrre prodotti da forno semilavorati per il settore Horeca. Apri o rinnova il tuo locale, ti guidiamo noi! Doviglio dal 1907.
19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica di ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno del bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288. 19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica di ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. La Sega Vecchia Cotignola, organizzata dalla Proloco di Cotignola, provincia di Ravenna, dal 23 al 26 marzo, tutti gli spettacoli e la sfilata di ingresso gratuito. Giovedì 23 ore 20:30 sfilata storica e giochi in piazza dei Rioni. Venerdì 24 nell'arena spettacoli riscaldata dalle ore 21 Cadillac, Dream Band, rock and roll anni 50-60. Sabato 25 area spettacoli riscaldata dalle ore 21 spettacolo con le brasiliane dell'Ipanema Show do Brasil. Domenica 26 dalle 15 corso mascherato della Vecchia con gruppi a piedi e carri in prima visione. Banda musicale Città di Sarsina e dalle ore 17 Rogo della Vecchia. Ore 20:30 arena spettacoli riscaldata piano bar con Renato Ricci. Tutte le sere baracchina e nell'area spettacolo DJ set, cocktail e aperitivi. In caso di maltempo la sfilata di domenica 26 marzo sarà rinviata alla domenica successiva. Stand gastronomico tutte le sere dalle ore 18:30 e domenica 26. Vi aspettiamo anche a pranzo. 19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica di ingresso gratuito. Martedì 14
Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236.